Buongiorno a tutti e grazie di questa numerosa partecipazione a questo evento così per noi importante e per questo settore importante dell'economia. Accogliamo con soddisfazione qui in Veneto questo appuntamento che tratta tre ambiti fondamentali per il futuro del settore delle costruzioni: mercato, investimenti, nuove sfide. Si tratta di argomenti di estrema attualità e rilevanza per il settore e che impattano anche sulla collettività, sia in termini economici che sociali, per il peso occupazionale che riveste tutta la categoria nel nostro Paese. L'idea di organizzare questa giornata di studi nasce dall'esigenza di fare il punto sull'impatto che hanno avuto gli incentivi fiscali sull'economia e sulle nostre imprese, ma anche di raccogliere spunti e valutazioni sui cambiamenti in atto nel mercato immobiliare per essere pronti per le risposte adeguate alle nuove esigenze abitative delle famiglie. Particolare attenzione verrà posta su un nuovo scenario, quello legato al patrimonio pubblico dismesso e inutilizzato, che rappresenta un ambito non osservato e mai analizzato, ma che in un'ottica di economia circolare potrebbe avere un ruolo importante nel riuso del territorio regionale, soprattutto nel lungo periodo, ovvero oltre l'orizzonte del 2025, che vede l'edilizia concentrata sugli interventi promossi dal Superbonus 110% da un lato e sul PNRR dall'altro. Quelli affrontati oggi sono dunque temi importanti sia per i contenuti sia per il momento in cui è deciso di affrontarli. E infatti questo è il momento giusto per analizzare i dati degli immobili pubblici dismessi, perché assieme agli strumenti che verranno presentati oggi sono un patrimonio che potrà dimostrarsi utile per promuovere a livello locale nuove scelte politiche e tecniche finalizzate a riutilizzare, secondo le norme più opportune, il grande patrimonio pubblico dimenticato e che dal suo riuso potrebbe portare al sistema delle amministrazioni locali e degli altri enti pubblici coinvolti benefici dal punto di vista economico e finanziario, nonché ambientale, aprendo orizzonti di lavoro capaci di sostenere l'occupazione nel settore e più in generale lo sviluppo delle nostre imprese artigiane. In questo contesto si prefigura dunque un ruolo importante per il nostro sistema associativo, per l'avvio di un confronto aperto per gli enti locali, per condividere proposte di sviluppo che possono costituire un ulteriore sostegno alla ripresa del nostro Paese. Con l'augurio di un buon lavoro, saluto tutti i presenti, sindaci, tecnici, amministratori locali e i relatori che avremo qui a seguire. Buona giornata e buon lavoro e grazie ancora per la vostra presenza.